Buongiorno, benvenuti. Ci troviamo nel comune di La Pedona, in provincia di Fermo, nella vallata dell'Aso, riconosciuta per la produzione di frutta e ortaggi. Le culture tipiche della vallata sono i fruttiferi, in particolar modo le pesche, le susine, le albicocche e anche le pere. Siamo a 5 km dal mare e a 25 km dalla montagna, a 60 metri sul livello del mare. Siamo nella parte bassa delle Marche, distiamo 70 km da Ancona e 25 km da San Benedetto del Tronto. L'azienda agricola è Aso 48, nata nel 2019 come evoluzione dell'azienda familiare di mio padre, che era stata fondata nel 1972. Io sono Gianni Malavolta e sono uno dei soci dell'azienda. In questa azienda il terreno è di medio impasto, con un pH intorno a 7, pH ottimale per la coltivazione di tutte le culture. Poiché però il mirtillo è una specie acidofila, abbiamo scelto di fare il mirtillo in vaso. La lunga amicizia con Gianluca Savini, il coordinatore dei tecnici di Sant'Orsola, che 25 anni fa mi aveva consigliato di mettere giù in campo le fragole e si sono rivelate una cultura vincente, ha portato a fare la scelta di mettere il mirtillo, sperando di avere lo stesso successo che abbiamo avuto con la fragola. La pianta di mirtillo ha un apparato radicale molto superficiale, quindi si adatta molto bene al vaso, è fascicolato e non occupa molto spazio. È un arbusto, questi germogli sono quelli che l'anno prossimo andranno a produzione, questi qui sono quelli che quest'anno stanno producendo, è caducifoglie. Il fiore è una campanula bianca bellissima, di cui gli insetti impollinatori che abbiamo qui presenti, bombi, api, osmie, sono ghiottissimi e fanno del tutto per poter impollinare velocemente perché sono molto ricchi di nettare. Io non lavoro a tempo pieno nell'azienda agricola, ma lo faccio nel tempo libero supportando la mia famiglia. Nell'azienda chi si occupa della cura e della raccolta dei mirtilli sono mia madre Gabriella e mia moglie Claudia. Siamo nei primi giorni di giugno e siamo arrivati nella fase della raccolta, che viene effettuata la mattina, presto, fino a un certo orario, e da metà pomeriggio fino alla sera. Questo perché sotto questa struttura è molto caldo e sarebbe poco agevole raccogliere con le temperature molto alte. La raccolta durerà più o meno 4 settimane, in base alla scalarità dei frutti che vengono via via maturandosi. La pianta in vaso dura all'incirca una decina d'anni, dipenderà molto dalla bravura di chi le coltiva, e oggi siamo al 3° anno di produzione. Nei prossimi anni ci aspettiamo di raddoppiare almeno la carica produttiva che oggi vediamo sulle piante. Durante l'anno non sono moltissime le operazioni culturali da fare. D'inverno viene effettuata la potatura, togliendo parte dei rami per equilibrare la produzione in base alla carica che vogliamo dare di frutti per l'anno successivo. Non vengono fatti trattamenti fitosanitari. La cosa più importante che bisogna fare tutti i giorni è che, essendo una pianta fuori suolo, ha uno spazio ristretto in cui crescono le radici. Questo è una cosa positiva perché riusciamo a controllare bene la crescita della pianta, a non sprecare acqua e non sprecare concime. Però è anche un sistema molto rigido, ovvero la mancanza di acqua potrebbe portare ad avere problemi con la pianta, quindi la pianta deve essere seguita giornalmente e controllata per vedere quali possono essere le problematiche che abbia. È anche vero che il mirtillo ti parla, ti dice lui cosa vuole. Se la crescita si ferma c'è sempre un problema, quindi bisogna essere molto attenti, meticolosi. Altra peculiarità della coltivazione fuori suolo è quella di ridurre l'utilizzo di acqua del 30%, questo perché l'acqua è un bene, una risorsa esauribile, non è infinita, quindi bisogna cercare di sprecarne il meno possibile. Quindi la tecnica fuori suolo, se ben gestita, ci permette di essere molto più sostenibile di altre tecniche.
La soddisfazione più grande è quando cominciamo a staccare i primi frutti, perché cominciamo a raccogliere dopo un anno di lavoro. Come potete vedere ci troviamo sotto una struttura completamente chiusa costituita da rete antinsetto. Questo perché? Perché uno degli insetti dannosi per il mirtillo è la drosofila e l'unico modo non chimico per poterla combattere è quello di creare una barriera costituita da una rete che è molto più sottile della drosofila, quindi non le permette di entrare, che gli sbarra l'accesso. In questo modo riusciamo a produrre il mirtillo con residuo zero. Questi teli vengono aperti in fioritura per proteggere le piante anche da eventuale grandine e vengono chiusi al mese di settembre e arrotolati in cima per poter gestire l'eventuale carico di neve se mai ci fosse. Siamo entrati nella cooperativa Sant'Orsola nel 2019 quando abbiamo cominciato a coltivare il mirtillo. Sant'Orsola ci assiste nella coltivazione, ci mette a disposizione i mezzi tecnici, si occupa della commercializzazione e della valorizzazione del prodotto, quindi a noi agricoltori rimane solo fare il nostro lavoro, coltivare bene le piante. Qual è il metodo migliore per mangiare il mirtillo? Come volete, quello che preferisco io è buonissimo.